Come potevo lasciarvi in un momento del genere, signori? Ancora il buon mattino. Sammy Varin, Potere al Popolo, 11:10, Radio Libertà, il nuovo attacco di Mosca. Chi attacca Mosca? Attacca noi. L'Italia. Le parole di Mattarella non resteranno senza conseguenze. A parlare la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, Lenka Sada, che insiste nel suo discorso all'Università di Marsiglia, ha equiparato la Russia al terzo Reich. Stanno arrivando attacchi, non sparano missili al momento, ma sono cyber filorussi che attaccano settori trasporti e che riguardano banche. Questa è l'apertura dell'agenzia ANSA. Andiamo a vedere il Corriere, nuovo attacco della Russia a Mattarella, le sue parole avranno conseguenze, hacker filorussi contro trasporti e banche italiane, attacchi contro gli aeroporti di Milano, i porti di Trieste, Taranto, i servizi di Banca Intesa, nella rivendicazione il riferimento al capo dello Stato. Così il Corriere. Vediamo Repubblica, Mosca ancora contro Mattarella, conseguenze per paragone con nazisti. Ma io vi porto da tutt'altra parte, signori, perché ricordando la bella musica indipendente e il nostro quotidiano contro Sanremo, ma poi parleremo anche del Sanremone nazionale, vi faccio ascoltare un artista che non vi aspettate. Tanti anni fa aveva cantato a Sanremo la stupenda Lisa, se n'è andata via. Negli ultimi mesi ha inciso un pezzo intitolato Liberi di vivere e lui è Stefano Sani.
C'è vento? C'è un po' di vento. Che storie, ma è tornato Stefano Sani, non ha mai smesso, devo dire, ma sono quegli artisti meteore che è un successo incredibile e poi per un motivo o per l'altro non riescono più a spuntarla. Stefano Sani, 1982, lo ricorderete, Lisa se n'è andata via, che storie, ma poi ha fatto anche una vacanza, complimenti, Notte Amarena, Quando lei ritornerà, Un'altra atmosfera, tutti 45 giri e mi pare forse anche un 33 giri, ha fatto anche questa Liberi di vivere, uscita più recentemente. Ma soprattutto Stefano Sani lo voglio interrogare nelle prossime settimane perché è uscito anche con un libro, ebbene sì, un libro autobiografico i cui proventi vanno a un ospedale oncologico sulla giostra della vita. Prossimamente lo intervistiamo, ma è tutto collegato. Stefano Sani ha fatto Lisa, se non erro, nel 1982 e, se continuo a non errare, proprio in quegli anni a presentare Sanremo c'è stata anche una certa Patrizia Rossetti, che intervisteremo questa mattina alle 11:30. Mamma mia, che giro mnemonico potente, adesso mi devo riposare. Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Buongiorno a chi è acceso adesso. Radio Libertà, Sammy Varin, 11:18. Io apro anche le linee. Chi vuole parlare con me, non abbiamo paura di nessuno. 0292 947222. Sammy Varin, Francesco in regia, ma soprattutto un fracco di vostri WhatsApp, anche riferibili al Sanremone nazionale, arrivati questa mattina al 340 6709 659. Siccome io mantengo le promesse, ho fatto la rassegna stampa, ne ho ricevuti a bizzeffe di messaggini, ve l'ho promesso che ve li avrei letti prima o poi. E allora sentiamo qua. L'Europa si innervosisce per i tentativi di pace tra USA e Russia, ma in questi 3 anni ha fatto qualcosa di serio per giungere a una trattativa? E poi su Sanremo, non seguo Sanremo da decenni perché non mi piace il tipo di musica. Con rispetto parlando, da quello che sento dalla vostra rassegna stampa, mi sembra che ci sia da toccare ferro per gli argomenti in campo. È vero, Jenny, perché insomma si parla del ragazzo lasciato, di quello che voleva essere un duro e invece un mollaccione, di quell'altro che vede che il tempo passa e i suoi figli diventano grandi e non li riconosce più, e quell'altro ancora, Cristichi, che vede la mamma che purtroppo sta morendo. Sì, non sono cose allegrissime, ma è vita reale e soprattutto non c'è più gente con le calze a rete. Per gente intendo i maschioni con le calze a rete. Persino il leader dei Maneskin era vestito da uomo. Io sono rimasto a bocca aperta, quasi quasi andrò a un suo concerto. Lorenzo da Como, buongiorno Sammy. Progressisti si riscoprono femministi solo quando i primi posti a Sanremo sono occupati da uomini. Vero? Una polemica che sentiremo alle 11:30 quando arriverà qui Patrizia Rossetti, e visto che lei un Sanremo l'ha presentato ai tempi con un certo Cecchetto, gli chiederemo una battuta su sto fatto. Cavolo, i primi posti della classifica sanremese tutti occupati da uomini. Come mai le donne facevano davvero schifo, nel senso cagare, cioè le loro canzoni erano una porcheria, ma non per colpa loro, perché le canzoni, gran parte, non le hanno scritte loro. Gliele ha scritte qualcuno. Tan, da, da, dan. Buongiorno Sam, io fossi stato nei panni di un direttore di giornale di centrodestra, non avrei fatto fare articoli sul contorno di Sanremo. Più dai spazio a questi sciroccati, più si sposta il dibattito sulle cazzate. Meglio pensare a staccarsi dai cialtroni eurolirici con buona parte di Marina Berlusconi. Senti il Fabio da Vercelli. Buongiorno Sammy, bambina mangiata proprio dal pitbull e il papa che continua a dormire. Non ci credo, troppo strana. Il papa
C'era l'accento, non l'ha messo, ma no, io pensavo al Papa, scusa, è ricoverato, poverino, no? E dicevo, strane elucubrazioni, no? Il papà che continua a dormire mentre gli mangiano la figlia, non ci credo, non ci credo, troppo strana la versione del papà, adesso l'ha messo l'accento, che dormiva, ma dai, ci scrive la Graziella. Ciao Sammy, ok assegno, ma chi è stato in galera da innocente, pagato però dal giudice che lo ha condannato, scrive Walter. Sì, la proposta dei radicali, che ogni tanto qualcosa di giusto dicono e a cui strizza l'occhio anche il centrodestra, dare un assegno a quei poveracci che sono stati in galera ingiustamente. No, beh sì, quell'assegno potrebbe essere anche staccato da qualche giudice che ha sbagliato, ma questo lo propone solo Sammy Varin. Io non conosco nel merito la normativa toscana sul fine vita. Prima di leggere Steiner ero favorevole all'eutanasia per qualsiasi motivo uno intenda praticarla su se stesso, adesso ci andrei molto cauta e anzi sono certamente contro l'accanimento terapeutico, ma penso che fondamentalmente si debba lasciar fare alla natura, intervenendo dall'esterno fondamentalmente per ridurre al minimo il dolore. Ma il mio punto di vista sicuramente minoritario, perché esoterico e non dogmatico, che detta così sembra una motivazione fantasiosa. Il brano che ho ascoltato io di quelli con la faccia bianca a me non pare tutta sta innovazione musicale, anzi per non parlare del look, un misto di Zero, Kiss Bowie, Pierrot in versione moscia, e si riferisce al pezzo di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, arrivato secondo a Sanremo, ma per lui anche il premio della critica Mia Martini, oltre a quello LGBTQ+, perché indossava una sciarpa arcobaleno. E anche qui io non lo so se voi fate i comici, ma penso che sia una roba parecchio comica, siccome non c'è stato nessun episodio di gay, lesbici, transessuali, pansessuali, gente con il reggiseno quando il seno non ce l'ha. E i gay, la comunità gay si è inventato sto premio e quest'anno l'ha dato al povero Lucio Corsi, che io non so quanto abbia fatto per la comunità gay, ma solo il fatto che quella sera avesse su una sciarpa arcobaleno ha risvegliato, ha eccitato tutta quanta la comunità. Chiaramente noi vogliamo già bene a Lucio Corsi, nonostante lo abbiamo visto per la prima volta a Sanremo, non era apparso da queste parti, anche perché lui è di Grosseto, ma già gli vogliamo bene e lo stiamo seguendo. Poi se scopriamo che fosse anche lui gay, oh mamma mia, e cosa c'è di male? Assolutamente. Un conto è esserlo, un conto è farlo vedere a tutti i costi. La famosa differenza che io ogni tanto sottolineo, prendendomi chiaramente dell'omofobo, tra gay e checca. Sono due cose diverse, lo so, qualcuno poi si offende, sono due cose diverse, punto e basta. Ancora, sto leggendo i vostri messaggi, non mi invento niente, 3406709 vero anche comunque la storia della faccia bianca, mi chiedo ancora il motivo, però vedi, se non avesse avuto la faccia bianca avremmo detto tutti, ma che faccia da scemo, e invece no, sto scherzando, con la faccia bianca, questo cantautore che si chiama Lucio Corsi ci ha colpito in modo diverso per la sua semplicità anche nel modo di vestire, poi a fare un duetto con Topo Gigio, signori, Quanti posti di lavoro persi con l'intelligenza artificiale? Oggi se hai un problema non riesci più a parlare con una persona perché ti risponde un computer senza sentimento. Che schifo, Silvio. Sono d'accordo con te, sono molto preoccupato su questa cosa, veramente molto. Ancora messaggi, certo che la pescivendola, chi sarà mai? È un coperchio che va bene per tutte le pentole. Un giorno abbraccia Trump, un giorno Macron, un giorno la mummia, degna rappresentante di un popolo di banderuole. Boh, Gino, non capisco veramente con chi te la stai prendendo. Antonio da Desenzano, come ha detto il vicepresidente USA Vance, il vero pericolo per l'Europa non sono la Russia o la Cina, sono l'immigrazione incontrollata e la rinuncia ai nostri valori fondanti. Purtroppo a Bruxelles si sono reinsediati gli stessi di prima e adesso siamo rimasti con il cerino in mano. Bravo Antonio. Sammy, buongiorno, è palese per la vicenda di Acerra che il padre era fumato come il Vesuvio e non si è accorto di niente. Beh, una cosa
gravissima è quel pitbull che ha azzannato la bambina e di fianco dormiva il padre che non si è accorto di nulla. Padre poi giovanissimo, poco più di 20 anni. Buongiorno signor Semmi e radioascoltatori, buona settimana. Dallo Stefano del Brembo, io ho aumentato il consumo e uso il vin brûlé anche per fare la doccia. Andem ben. Non voglio arrivare a 120 anni. Viva Matteo, sempre perché ha il cuore buono. Vedete come ci si riduce ad ascoltare la rassegna stampa di Sammy Varin, ma va bene, a me fa piacere, vin brûlé forever. Ciao Sammy, sono un giovanotto e l'ultimo Sanremo che ho visto lo ha vinto la Cinquetti. Vedendo le facce di quelli che la propongono, ho paura che la patrimoniale vada a parare su quella povera casa che ho contribuito a costruire mattone su mattone nel Bergamasco e per la quale pago già IMU e tasse varie, e su quella che abito e che ho ereditato, ci scrive Mario, che aggiunge: anche i comuni più piccoli stanno spendendo soldi che non porteranno a niente. Di certo è che pagheremo tutti quando dovremo restituire i soldi del PNR. È vero, è vero, è vero, stiamo costruendo con molti soldi che sono in prestito. 0292947222. Pronto? Sì, pronto? Prego. Ecco, buongiorno, sono Gino. Prima ho sentito un Gino che ha mandato un messaggio dicendo la pescivendola. Chi ha usato? Quest'altro. Non sono io, non sono io. Questo Okay. voglio precisare. Poi volevo dire due cose. La prima, stiamo ancora aspettando questo decreto sicurezza, stiamo ancora aspettando la riforma sulla magistratura, il governo, il centrodestra, compreso la Lega che è molto in gamba, soprattutto il capitano Matteo Salvini, devono spingere affinché questi programmi studiati appositivamente durante la campagna elettorale vengano effettuati, vengano fatti, anche perché bisogna dare un cambio netto, perché questa classe politica, come ho sentito prima nella trasmissione precedente, non ha nulla a che fare né con la Prima Repubblica né tantomeno con tutti i caos che sono nati dal 90 in poi. Sono tutti nuovi e devono avere la capacità di modificare tutto quello che purtroppo non è stato fatto. Grazie Sammy, grazie ai nostri ascoltatori editorialisti perfetti. Buongiorno, il suicidio è ignobile, ma poi non si va anche all'inferno, Uno che si suicida non va all'inferno, nessuno l'ha mai detta sta cosa. La mia nonna Antonia mi diceva sta cosa, che tutti quelli che si uccidono vanno all'inferno, ed è anche una fregatura, oltre a mollare sta terra poi c'è l'inferno dall'altra. Il suicidio è ignobile, scrive Mauro, un'anima se cede alla disperazione o alle sirene infernali fa un gesto ignobile perché rifiuta Dio, irride Dio, lascia dietro di sé una scia di macerie infette e testimonia ai giovani solo disperazione, non speranza e bellezza. Cazzolina. Buongiorno, un mio amico era a San Pietroburgo ieri, per Navaggi c'erano 5 persone, 5, altro che folla. Smettila di leggere cavolate, questo mondo falso e pseudo-democratico è finito. PS, ridicolo il governo schierato con Mattarella, tutti in galera. Cosa avete mangiato? Sanremo, ma per favore, se la canzone di Cristicchi è piaciuta così tanto, visto il tema, quelli che dicono sia l'eutanasia, chi sono i soliti idioti pagati dall'USAID? Scrive Marco. Mi piacciono gli ascoltatori così tosti, mi piacciono. E ancora, a dire il vero, non si capisce qui con Saviano. Vittorio Zucconi è morto almeno 10 anni fa, e scrive ancora: Fedez normale, ma in che film l'hai visto? Un po' l'hanno normalizzato, perché Conte, che influenza nel sociale crede di avere al massimo 40 di febbre con deliri annessi, e c'è gente che scherza qua. L'appunto di Nando, nostro ascoltatore che ha chiamato prima, ha senso, ma la sua proposta non ha senso, perché io quel foglio posto
posso estorcerlo. Siccome è di vitale importanza impedire allo Stato, tramite giudici e funzionari vari, di decidere per noi, questa legge deve viaggiare parallela con una legge sul testamento biologico. Si parla di fine vita. E ancora, ma questa sarebbe una rassegna stampa. Sono d'accordo con quest'ultima signora, incominciamo a togliere l'accanimento terapeutico, che nella maggior parte dei casi è una vera e propria tortura. E ancora su Sanremo Loredana, era come il Natale Sanremo tanti anni fa, la TV non doveva sforzarsi di convincerci a guardarlo, lo facevano tutti quasi spontaneamente. Io penso a 2 o 3 canzoni che avrebbero meritato la vittoria. Mi mettete Angeli di Michele Zarrillo? Ma c'è stato Michele Zarrillo a Sanremo? Stai parlando del passato. Beh, noi troviamo il presente tra pochissimo. Subito dopo il nostro sponsor Acerbis ci ascoltiamo proprio il pezzo di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, e poi commentiamo con voi Sanremo in compagnia di Patrizia Rossetti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno ai carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEOC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACE-UC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACEOC2? ACEOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Meritatissimo il posto numero 2 per Lucio Corsi. Volevo essere un duro, si è vinto pure il premio della critica Mia Martini al Sanremo 2025 e naturalmente qui apriamo anche le ostilità allo 0292947222. Vuoi che non diciamo niente su questo Sanremo? Zitto zitto 44, lo sto facendo quotidianamente visto che Sammy Varin si occupa della rassegna stampa e anche quest'oggi sui giornali c'è molto sul Sanremone nazionale, ma qualcuno che abbiamo in linea un Sanremo l'ha anche condotto qualche annetto or sono. Abbiamo con noi Patrizia Rossetti. Buongiorno. Buongiorno. Ehi, uno dei volti più noti della TV, ma anche della radio, regina delle televendite, cantante, tra poco anche scrittrice, perché è in arrivo un suo libro. Come stai, Patrizia? Dopo il Sanremone nazionale ti sei ripresa? Sì, mi sono ripresa assolutissimamente. Ma sì, dai, a me è piaciuto, è stato un bel Sanremo, condotto divinamente da Carlo. Sì, sono rimasta un pochino così, diciamo, sui primi 5, perché mi aspettavo qualche nome che a me magari piaceva di più, ma è chiaro, il piacere è soggettivo, no? Le canzoni, c'è quelle che ti piacciono di più e quelle che ti piacciono di meno. Però in linea di massima mi è piaciuto. Senti, ma anche la Giorgia finita così in fondo è stato un mancato rispetto. No, quello mi è dispiaciuto molto perché io sono non una strafan, ma di più di Giorgia, e onestamente la sua canzone era meravigliosa. Lei ha una voce, mamma mia, che può fare tutto quello che vuole con la sua voce. Onestamente me l'aspettavo un po' più in alto, ecco, sì. Sarebbe stato scontato magari, perché tutti lo pensavamo, arriva Giorgia. No, non era scontato. Allora, si parte dal presupposto che il Festival di Sanremo è il Festival della canzone italiana, quindi anche se non ho niente da eccepire o da dire sulla vincita di Olly, perché mi è piaciuta moltissimo, è bravo, tutto quello che vuoi, però diciamo che insomma vedere Giorgia molto in basso, addirittura anche una Marcella Bella in fondo alla classifica, mi è sembrato un po' troppo esagerato. Ecco, sì, anch'io ci sono rimasto per la Marcella Bella, insomma, poi era la classica canzone da Marcella Bella e ci stava, insomma, anche Ranieri. Un inno per tutte noi donne, ma sai, ormai ho imparato nella mia vita che nel mio Sanremo, nel lontano 1982, un certo signor, uno sconosciuto si fa per dire, vero? Un certo Zucchero Fornaciari arrivò in fondo alla classifica, capisci? È vero. Però poi è diventato Zucchero, capisci? Sì. E quindi è tutto molto relativo alla classifica. Sì, e ancora una volta saranno le radio, e adesso nell'epoca di internet la stessa rete a decretare quali saranno le canzoni che funzioneranno meglio. Stiamo canticchiando ancora Cuoricini, che è un clam. È vero che all'inizio sembrava niente, poi invece è sicuramente un tormentone che appena lo senti ti rimane nell'orecchia per tutto il giorno, praticamente non lo togli più. Posso dire però una cosa che a me non piace, per l'amor del cielo, è una mia opinione, ma tutti questi cantanti giovani, alcuni sono bravi, che usano, com'è che si chiama quel robo lì del microfono, l'iTunes, quella roba lì? Sì, l'autotoner, quel cosa. Sì. Ecco, io devo essere onesta, in una manifestazione qualsiasi fosse, anche perché è rimasto solo quello, è rimasto solo Sanremo, in qualsiasi manifestazione dal vivo io lo toglierei, perché onestamente si sente la differenza tra i veri cantanti, quelli che non lo usano, che hanno la voce, vedi Ranieri, vedi Giorgia, vedi Modà ed altri, e alcuni che invece se gli togli quello, ma avrei qualcosa che ridire, insomma, no? E allora che ne pensate, ascoltatori? 340-6709-659, l'autotonno lo mettiamo oppure no? E insomma il capo di Sanremo ha deciso che si usava perché comunque è un abbellimento alla canzone, quindi vuol dire che normalmente fa cagare. Aiuta molto, perché
mi è capitato di sentire nei concerti alcune persone che non l'hanno usato, onestamente c'è una bella differenza. È interessante questo. Insomma, poi chi ha la voce viene fuori lo stesso, cioè capisci? Però aiuta un po' tanto, insomma, onestamente io lo toglierei da queste gare, perché è una gara a Sanremo, quindi almeno che passi veramente la voce, che poi sia bassa, sia alta, sia come si vuole, è rauca quello che è, però la voce deve essere la voce, no? Per la canzone italiana. È chiaro, speriamo sia una moda passeggera, così come sembra che sia passata la moda che i maschi mettono il reggicalze o reggiseno sul palco. Quest'anno è andata abbastanza bene, insomma, persino il leader dei Maneskin era vestito e cavolo, che figo da devo uomo. dire che quest'anno l'ho trovato molto molto elegante, sia da parte delle donne e da parte degli uomini, il Festival di Sanremo. Sì. Mi è piaciuto molto perché secondo me una manifestazione così deve essere comunque sobria, elegante, capito? Però neanche una donna sul palco, oggi le femministe sono molto arrabbiate. No, mi è dispiaciuto un po', anche perché diciamo di carne al fuoco ce n'era, insomma, non è che non c'erano delle canzoni belle anche da parte delle donne, per l'amor del cielo. L'anno scorso ha vinto una donna e tutto quello che vuoi, però, insomma, io ce l'avrei vista anche volentieri. Sì, qualcuno accusa che siccome quasi tutte le donne avevano canzoni non scritte da loro, e qualcuno accusa che siano gli autori che hanno scritto delle canzoni pessime per queste donne, che magari si lasciavano ballare, ma la caratura... No, io devo essere onesta, le donne, le canzoni pessime non le ho sentite, perché anche per esempio quella di Noemi era molto bella, quella di Marcella molto carina, un inno molto simpatico, divertente, quella di Giorgia era molto bella, quella della Michelin difficile sicuramente ma molto bella. No, non ho sentito delle canzoni pessime da parte delle donne, assolutissimamente. Tanto stiamo a vedere. Il voto è il voto, per l'amor del cielo, ma tanto poi sai, i risultati saranno nelle vendite, negli streaming e chi ascolterà le canzoni, e quindi sai che poi la classifica viene ribaltata completamente da quelli che poi sono gli ascolti veri. Verissimo, verissimo, e poi comunque ci saranno altre beghe adesso su chi ha votato e come ha fatto. Io non ho ricevuto la risposta e allora salterà fuori un casino, ne sono certo, sta montando la cosa. Ma sai, io penso anche una cosa, che sicuramente, allora io che seguo il festival da sempre, non me ne sono neanche perso uno, io per esempio non mi metto a votare, capito? Sicuramente votano di più i giovani, e quindi i giovani hanno giustamente tirato l'acqua al suo mulino. Infatti Olli è uno che rappresenta tantissimo i giovani, oltretutto mi sembra anche, non mi sembra, è bravo, mi sembra anche un bravissimo ragazzo. Ne parlavo anche con una mia carissima amica, che lei è una fan scatenata, quindi è rimasta contentissima, e la sua canzone è bella, non c'è niente da dire, però oltre la sua secondo me ce n'erano altre molto belle, ecco. E vediamo cosa scrivono i nostri ascoltatori, che riprendono anche ciò che scrive oggi gran parte della stampa. Il Festival di Sanremo, un magnifico tranquillante che ci isola dal caos. Sì, è vero, comunque ci ha portato un po' di tranquillità. Noi che poi viviamo di pane e politica ogni giorno, ci ha allontanato un attimino. Ascolti trionfali. L'Italia non vuole essere divertita, vuole essere sedata, riprendendo oggi Alberto Mattioli. Io l'ho trovato invece un festival molto ritmico, perché comunque l'ho seguito piacevolmente, non è stato lunghissimo, anche perché sai, le canzoni sono tante, i cantanti sono tanti, spezzarli come è sempre successo, con ospiti stranieri, con monologhi di comici esagerati e lunghi, con partecipazioni, con bla 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 bla, mi sembra un po' sciocco, insomma. Diciamo che in tutti gli anni il Festival di Sanremo viene comunque amato e odiato allo stesso tempo, viene chiacchierato in ogni modo possibile e immaginabile, e quindi va bene così in definitiva. Però l'ho trovato molto elegante, molto sobrio, e per niente
un sedativo, anche perché con tutto quello che succede forse un po' di tranquillità ci vuole anche, no? Un po' di, E come? un po' di relax. E quasi ci ecco. dispiace che questa sera accenderemo la TV e cavolo, ci sono i soliti programmi sulla politica e sulle cose brutte. Appunto, Quasi. appunto, esatto. Signori, c'è Patrizia Rossetti con noi, stai ricevendo un fracco di WhatsApp al 34067096659 che ti salutano, qualcuno ti chiede ma dove sei, cosa fai, ma soprattutto qualcuno chiede anche Sammy, hai parlato di un libro, è in arrivo un libro di Patrizia Rossetti? Patrizia? Esatto, sì, è vero. Adesso credo che uscirà la data precisa, la comunicherò più avanti perché non voglio sbagliarmi, ma dovrebbe essere nel mio mese, nel mese di marzo. È diciamo la classica ciliegina sulla torta, no? Ho deciso di raccontare un po' i miei 40 anni di carriera, tutta la mia vita, sia in televisione sia fuori dalla televisione, la mia vita privata. Il titolo infatti sarà semplicemente io come sono nel bene e nel male, quindi tutte le mie esperienze, cose anche che magari non si sanno della mia vita dalla nascita fino ad oggi. Non l'ho fatto da sola perché non voglio prendermi dei meriti che non ho, l'ho fatto in coppia con un mio carissimo amico autore Stefano Romanò, che mi conosce molto bene, ha lavorato molto spesso con me ed è molto, diciamo, ha tirato fuori l'ironia. Infatti credo che il mio libro si leggerà in un soffio ed è anche molto ironico, molto divertente, non è la classica biografia, ho detto, ho fatto, ho condotto di qui di là, perché sarebbe noioso. Ho cercato di mettere insieme un po' tutta no, ma comunque una buona parte della mia vita, delle mie esperienze, dando anche dei consigli carini ai ragazzi giovani sul lavoro, sulla professione, sull'amore anche, anche sulle cadute, insomma, sulle esperienze negative e sulle cose divertenti. Quindi sì, è proprio, sono io appunto nel bene e nel male, e quindi spero che possa essere comunque una lettura divertente, piacevole e magari anche aiutare qualcuno. È bellissima questa cosa, quindi se Patrizia Rossetti ha rappresentato per voi dei momenti di vita particolari, o se magari vi siete comprati qualche prodotto da lei pubblicizzato in tutti questi anni, sì. è minimo, e nella nostra casa c'è sicuramente un pezzo di Patrizia Rossetti, vi manca il suo libro, Semplicemente io, in uscita tra pochissimo. Patrizia Rossetti chiaramente per noi è un idolo e ti ringraziamo per essere stata con noi a blaterare su questo Sanremone, ma è soltanto l'inizio, si andrà avanti per mesi. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata a tutti. Buona giornata Patrizia Rossetti. Signori, abbiamo ancora 5 minuti, dai che ce la facciamo, ancora WhatsApp tra i tantissimi che sono arrivati al 34067096659, abbiamo una claque gigantesca per Patrizia Rossetti, ma anche su altre argomentazioni. C'è un audio, sentiamolo sul cursore, che ha da dire questo. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Giovanni da Bergamo, che è felice di essersi svegliato vivo anche oggi. La notizia di oggi mi pare di capire, a parte Sanremo, che sia la questione del fine vita. A me sarebbe piaciuto sentire ad esempio Salvini motivare, parlare del perché sta cambiando idea o ha cambiato idea. Soprattutto mi sarebbe piaciuto sentire quali sono i paletti che ha intenzione di mettere sul fine vita, perché ad esempio a pensar male si fa, peccato come diceva quel famoso politico, però un paletto potrebbe essere: ti sei goduto la pensione per 20 anni, sei avvicinato al fine vita. Ovviamente sto esagerando, ecco. Mi sarebbe piaciuto sentire un dibattito politico, una dichiarazione di intenti in questo senso. Auguro a tutti una buona vita e buona giornata, Giovanni da Bergamo. Grazie Giovanni, piacere di essere vivi anche noi, ma Salvini ha fatto una cosa molto intelligente, lo ha chiesto ai suoi follower. Se guardi su Facebook, su Instagram, eccetera, proprio in questo weekend ha formulato questa domanda: cosa ne pensate? C'è bisogno di una legge che regolamenti il fine vita, l'eutanasia, queste brutte cose, tra virgolette, che però a un certo punto della vita ci pensi, ed è interessante insomma il risultato, perché la maggior parte delle persone ha detto sì, effettivamente c'è bisogno.
Ancora WhatsApp 340-6709-659, un altro audio, sentiamo cosa dice questo. Signori, buongiorno, sono Albino della provincia di Torino. Mi rivolgo al signor Sallusti che sto ascoltando in questo momento. È impossibile ascoltarlo, non tanto per le argomentazioni che sono sempre ottime, ma per il modo in cui si esprime. Esistono delle ottime scuole di dizione, cortesemente ne frequenti una, perché è impossibile ascoltare una persona che dice due parole e poi... Addirittura, vabbè, anche lo diciamo anche noi, se adesso facciamo tutte le scuole di dizione e recitazione, no, Sammy, la dose più alta di morfina non fa morire meglio. Mia mamma e mio papà con la dose più alta di morfina si sono gonfiati come palloni, erano pieni di liquidi che l'impresa funebre che li ha vestiti ha detto che gli sgusciavano via come pesci. Che schifo, ma è proprio così. Chiaramente bisogna trovare la soluzione giusta anche in questi casi. Mattarella ha fatto fare all'Italia una bella figura di merda, deve andare in pensione subito, non è adatto a fare il presidente di tutti gli italiani, vada a giocare a briscola. Come mai ho il sospetto che la Meloni metterà i bastoni tra le ruote a Trump sulla pace in Ucraina? Ho questa brutta sensazione, speriamo di no. Troppi baci e abbracci a carezze a Zelensky, mai piaciute. Vogliamo aggiungerci anche il famoso faccia da mostro? Per quanto riguarda Mori, non ha perquisito il covo di Riina. Tutte queste meditazioni che si basano anche su quanto avete ascoltato nel corso della mattinata. E ancora, sì, certo, Maurizio, ho letto il tuo messaggio, ci mancherebbe altro. Ce n'è un altro audio, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, Pietro. Ma veramente si pensa che il vincitore di Sanremo sia stato eletto dai votanti, da chi telefonava? Io ci credo poco, ciao. Vedrai che si polemizzerà moltissimo su questo, no? Ripeto, ce ne frega tanto, ma fa parte delle notizie della rassegna stampa, non posso far finta di niente. Chiaro che, lo sapete, io mando per la stragrande maggioranza in onda artisti sconosciuti che a Sanremo non ci metteranno mai neanche un piede, magari tra il pubblico, chi lo sa. Serata appunto Lega a Milano proprio questa sera, per chi ci ascolta in diretta alle ore 21 via Esterle 29 angolo via Padova, la bella sede nuova, recente della Lega che quasi ogni settimana viene oltraggiata con escrementi, gente che sfascia la vetrina, eccetera, eccetera. Carini, forse perché ci troviamo a 2 passi dalla via degli stranieri immigrati. Questa sera ore 21, Esterle 29 angolo via Padova, Milano. Il tema della serata sarà Milano 2026 con Stefano Bolognini, segretario particolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito. Questa sera ore 21 alla sezione Lega di Milano. Appena arrivato questo appuntamento da non scordare, targato sabato 15 marzo ore 20, Lega Fest a Poirino, provincia di Torino. Il Mondo Fricandò, via Nino Costa 23, frazione Marocchi, con Riccardo Molinari, Elena Maccanti, Alessandro Benvenuto, Fabrizio Ricca, Andrea Cerutti e Silvia Sardone. Appuntamento a Poirino sabato 15 marzo ore 20, ma naturalmente ne riparleremo. Cos'altro c'è da ricordare? La nucleare sì, grazie. Venerdì 21 febbraio ore 18, Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale lombardo. Ospiti Vannia Gava, viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Edoardo Ventafridda, divulgatore e fondatore di Giovani Blu, Riccardo Pase, consigliere regionale responsabile ambiente della Lega Lombarda, modera Andrea Pellegrini, responsabile tavolo ambiente Lega Giovani Lombardia. Appuntamento per venerdì 21 febbraio ore 18, Palazzo Pirelli, Milano. Nucleare sì, grazie. E Sammy Varin, basta, grazie, ci fermiamo qua. Anche il nostro Francesco ringrazia di questa decisione, certo, ma è una minaccia. Ci ritroviamo domani ore 7:30.